Cari telespettatori, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con lo spazio dedicato ai pensionati dello SPCGL per tante persone anziane, ma non solo, pensionati, dico sempre anch'io pensionandi, perché è meglio sapere le cose per tempo. Questa volta il tema è molto interessante, è oggetto di grandi dibattiti, di grandi indagini e di analisi. Parliamo di tecnologia che imperversa ovunque, siamo circondati dalla tecnologia e del rapporto che gli anziani hanno, dovrebbero avere, possono avere con la tecnologia, dalle cose più semplici, immediate, alle cose invece che richiedono più impegno e a tutto quello che riguarda il mondo della sanità e della pubblica amministrazione, che ormai passa attraverso la digitalizzazione, la tecnologia, che dovrebbe essere quasi intuitivo, ma tante volte non è così e creano un pochi problemi. Ma l'anziano deve essere autonomo, autosufficiente e in certi casi non lo può essere perché questa tecnologia non glielo consente. È così? Punto di domanda. A raccontarci di questa analisi, qual è lo stato della situazione che sta particolarmente a cuore allo SPCGL, abbiamo Fulvio Dal Zio, segretario regionale, grazie di essere qui con noi, dello SPCGL. Grazie e buongiorno a tutti i telespettatori. Ben ritrovato anche per quest'anno, e Antonio Infante, che è la prima volta che viene qui con noi, nostro ospite, ci fa molto piacere, dello SPCGL di Venezia, grazie anche a lei. Grazie anche a voi. Allora, un'indagine, segretario, che avete condotto, da che cosa è nata, da quale esigenza? Vediamo intanto la prima slide di copertina. Nasce dall'esigenza di capire, insomma, qual è il rapporto delle persone anziane, come hai accennato anche tu, con, in particolare col mondo digitale, che sempre più permea e condiziona la nostra vita, insomma, il nostro mondo. Il problema che ci siamo posti è quello di evitare che il mondo degli anziani venga escluso dall'uso di queste nuove tecnologie e che diventano e sono sempre più indispensabili anche per accedere ai servizi, alla pubblica amministrazione e quant'altro. Per esempio, noi abbiamo visto questa cosa, per dirla, quando l'INPS non invia più a casa il cartaceo, ma l'accesso è solo attraverso lo SPID e quindi attraverso il mondo digitale. Già la parola SPID, anche per una persona che sì, appunto, cioè viene mal di pancia. Ecco, e quindi ci siamo posti, poi la pandemia che ci ha rinchiusi in casa, insomma c'è stato un isolamento per parecchi mesi, insomma, e quindi insomma ci siamo interrogati su come fare, cosa fare per superare questo che viene definito digital device o analfabetismo digitale, insomma. Per certi aspetti ci troviamo in una situazione nell'immediato dopoguerra, insomma, e poco dopo, dove c'erano molti analfabeti in Italia, insomma, fatte le dovute proporzioni. Ecco, tutti ricorderemo la trasmissione Non è mai troppo tardi, ecco, fatta dal maestro Manzi. Siamo, non dico così come allora, ma siamo in una situazione in cui le persone più anziane rischiano di essere escluse dall'accesso ai servizi e anche dalle opportunità che la digitalizzazione offre a tutti noi. E quindi ci siamo posti in questo interrogativo e abbiamo contattato la scuola di Sant'Anna di Pisa, che è un ente pubblico, è un'università che è riconosciuta in tutto il mondo, internazionale, è un'eccellenza del nostro sistema Vediamo formativo, l'altra slide a questo proposito, del nostro sistema formativo, e che tra le altre attività, tra le altre materie, si occupa anche della scienza medica e della tecnologia, appunto, applicata. È stata fatta come primo passo un'indagine su appunto
la capacità che hanno gli over 75 di accesso e di utilizzo delle tecnologie, quindi gli smartphone, il computer, i tablet e quant'altro. Quello che emerge da questa indagine è che la fascia d'età compresa tra i 65 e i 74 anni c'è una buona capacità di utilizzo di questi prodotti, e man mano che si va con l'età questa capacità di utilizzo e anche di possesso diminuisce sempre di più. Questo per una serie di fattori. Uno indubbiamente è quello della capacità, insomma, che uno ha di utilizzare questi strumenti. Emerge che più uno è scolarizzato, più ha la competenza per accedere, per utilizzare questi strumenti, e un altro elemento interessante dipende anche da dove uno vive, perché la digitalizzazione si sposa necessariamente con l'infrastruttura digitale, che tra l'altro vede l'Italia uno degli ultimi posti in Europa. Non a caso il PNRR si pone l'obiettivo di cablare, di rendere accessibile a tutti gli italiani, insomma, questi strumenti. Quindi ecco, l'Italia siamo indietro rispetto a, come tante altre cose, rispetto al resto d'Europa. Tra l'altro mi sia concessa una parentesi: quando si è aperto il dibattito, che poi è stato superato, sulla possibilità di non utilizzare carte di credito, bancomat per pagamenti fino a 600 euro, è in contraddizione appunto con questo elemento, che noi siamo tra gli ultimi 60 euro. Sì, 60, scusa. Siamo tra gli ultimi che, come dire, siamo digitalizzati, insomma siamo tecnologicamente, quindi è anche in contraddizione con quello che è la necessità. Il problema non riguarda ovviamente solo gli anziani, però indubbiamente oggi i ragazzi a 5-6 anni sono già digitali, hanno già queste capacità, queste competenze, quindi per certi aspetti è un elemento, un fenomeno, un problema, se vogliamo, temporaneo, che però, sai, nel momento in cui uno va avanti con l'età e magari purtroppo ha delle menomazioni di carattere cognitivo, ecco che si deve aiutare, deve avere l'ausilio magari di familiari, insomma. E questo abbiamo visto può essere molto importante per quanto riguarda la telemedicina, le varie branche di utilizzo. Non c'è solo l'accesso al fascicolo medico o alle ricette o a quant'altro, ma c'è tutto da sviluppare, per dire le verifiche da remoto. Io so che chi per esempio ha il pacemaker, per fare il controllo non deve andare più nei reparti di cardiologia come era una volta, ma da casa attraverso uno strumento particolare connesso, e trasmette a una sala operativa, insomma, chi può leggere questa rilevazione in grado, senza quindi spostarsi. Ecco un esempio di medicina a distanza, di digitale, ma poi c'è tutto il campo della domotica che è da sviluppare, insomma. Quello serve anche di supporto. Quindi, insomma, e aiuta la qualità della vita migliore. Esatto, migliora la qualità della vita. E, per esempio, già tante case, insomma, sono sviluppate domoticamente, insomma, per gestire il riscaldamento o altri accessori o altri
elettrodomestici, insomma. Quindi ecco, lo sviluppo, abbiamo fatto questa ricerca e appunto i dati sono quelli che, il dato rilevante è quello che ti ho detto, cioè legato all'età, ma questo è solo un primo passo, insomma, poi insomma, riguarda soprattutto le aree interne. Perché, quindi le persone un po' più isolate. Esatto, però ecco, sia chiaro che la tecnologia, il digitale non può sostituire la prossimità, quindi le case di cura, il medico di base, insomma deve essere... Il rapporto umano. Esatto, deve essere uno strumento, un ausilio che integra un rapporto anche umano che deve rimanere, insomma non può essere che la tecnologia vada a discapito della socialità. Sarebbe un disastro, insomma, dal punto di vista sociale, umano, insomma. Però ecco, indubbiamente questo sviluppo, la digitalizzazione deve essere un'opportunità che deve essere a favore di tutti, insomma. Tra virgolette c'è anche un rischio di democrazia, ma credo che su questo Antonio può essere molto più esaustivo del sottoscritto. Poi abbiamo tutti quanti dei dati, i risultati di questa ricerca, certo, che avete commissionato, che secondo me è interessante anche vedere, perché si parla di chi possiede lo smartphone, un tablet, sì, la percentuale, chi naviga in internet, l'app, insomma li vediamo adesso insieme. Andiamo alla pubblicità, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, diamo anche la parola al collega ad esempio dello SPI di Venezia per entrare più nel merito. Tra poco voi naturalmente approfittatene se volete scrivere dei messaggi a questo riguardo. Siete gli anziani tecnologici?